Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Dieci, 20, 25, no, 50 lire, sono 70. Complessivamente 125 lire. Ma certo che queste parrocchiane sono tanticchiette da terciolette. Se con una giornata di festa come a chi da di oggi raccoglievo solo 125 lire,
c'è di chiudere putia e gli se ne a passeare, anzi, c'è di chiudere sacristia. Io capisco che è una chiesetta di campagna, ma quando è festa per tutti. Meno male che mi dessero e ogni tanto viene a fare visita qua nella sua tenuta di campagna lo notaro calabrese. E quando passa di casa un sostanzioso contributo alla chiesa, se no che non si potesse raddumare manco i cannili alla Madonnuzza. Ah, certo che quando mi fece parreno non è che erano queste le mantenzioni. Parreno di una chiesa di campagna. Io avessi voluto una bella matece, piena di gente, catasi, canesci. E a me c'è stare qua. Oh. Io avevo 2 giorni che arrivaio e sono presentato 4 cristiani. Uno addormisciuto, uno cretino, nato con capisce niente. Paremmo proprio a cerca questo. Parre! Questo è lo quarto, che ancora non saccio come la classificare, o minchioni o la perdona. Parre! Calmati, dice, calmati. Poi, ti dissi che mi chiamo padre Cicillo. Vabbè, parre, hai ragione, la prossima volta la chiamo così. Come? Padre Cicillo! Padre Cicillo, ora aiutami qua, vieni qua. Ma perché? Come deve essere, parre? Senti, Vici, meglio lasciare perdere, Pottia. Parre, c'è da dare una notizia che c'è di scandale. E qual è questa notizia? Un amico mia, vedesse, che un amico dell'amico suo ci puntava che stanotte, quando finirono di sparare lo castello di fuoco della festa che ci fu, mentre si stava in linda, dall'arbolo, sentì a 2 persone che parlavano alla moccione. E che dicevano? Parre, c'è la mettere in confessione, perché giurai all'amico mia di non te l'annoggio, o è non giurare all'amico suo. Ah sì, però ti te lo contato. Perché sogno amico, però me lo fece giurare lo stesso. Siccome tu sei Roma sacrestano e io sogno lo tuo parrino, non c'è bisogno della confessione, solo se te parla. Però se ce lo dico, parre, possiano la battere annoggio, come se fosse una confessione. Regge, mi sta facendo a chiedere le nervi. Parla, che annoggio lo dico, dai, arrivinati. Parre, mi raccomando, però, silenzio. Perché? Ma se ancora mi dire niente, non mi ha detto niente. Mi scanto, parre. Allora sa che ti dico, Vatenne, quando tu vedi che c'è coraggio, piglia e me lo vieni a dire. È una da cercare. A qua cercare? È un coraggio, no? Dice, Vatenne, è la notizia te la tieni tu e sta amico tua. Che fa, mi sta mannando? Dice, non ti stai umannando, ma se non parli. E allora... Ti sentesti, dimmelo. Allora che faccio, lo dico? Sì. Allora, sta amico mia mi disse che un amico di un amico suo ci puntava che stanotte, quando finirono di sparare, lo castello di fuoco alla festa che ci fu. Mentre sta amico dell'amico mia, no, dell'amico sua, parre, mi componnello, parre. Dice, io capivo, insomma, che ci desse sta amico. Insomma, mentre se ne stava in un arbolo, sentiva 2 persone che parlavano alla mocione e uno ci diceva nato che aveva ammazzato una persona. Non si capisce bene se fu un colpo di pistola, un colpo di fucile, insomma, approfittando del bozzo del castello di fuoco, si è messo a sparare per rueggio, a così non lo sentivano. Ma che sta dicendo, dice? Parre, ammazzare una persona! E come ammazzare? Non lo saggio. Ma qui erano questi che parlavano? Non la conoscevo perché c'era troppo sporo. Ma io te lo vedo almeno a sta amico. No, perché come sente queste terribili parole piano piano, se ne è che si scandava che lo scoprivano. Ma scusa,
Sei sicuro di che tu mi stai dicendo? Sicurissimo, parli al 100%, perché come disse queste cose, gliela ucca la verità, non ne dici fessare. Ma almeno l'avvisarono le carraboniere. E quello per avvisare, che non lo vede, non lo parla, non lo sente. No. Le carraboniere fanno avvisare per forza. Ma che fa, sta scherzando, parli? Come scherzando? C'è nome di momento, le carabinieri sanno avvisare. Non chiamammo le carabinieri per favore. Ma come chiamare? Alla banda musicale per caso. E parli, ce lo desse tutta conversione, e poi non lo porteranno. Va bene, ma le carabinieri si chiamano lo stesso. Perché si tratta di un omicidio. Ma se ormai muore, parli, perché non mai chiamare queste carabinieri? Ma non immagini che a denunziare lo fatto che è successo alle carabinieri, dici, lo capisci? E parli, ce lo desse tutta conversione, e poi non lo porteranno. Ma dici, tu sei il testimone. Parre, abbiamo contato amico mia, questa volta ce lo contato Lo capivo. Poi hanno bene di mia, hanno volere sapere come lo desse, poi hanno chiesto dell'amico mia, c'è da dire che ce lo desse ieri, poi hanno chiesto dell'amico... Che lo sanno, so che hanno a fare, vicino. E comunque, parre, per mia fu una confessione, per possibile ora è un segreto. Vabbè, segreto o non segreto, queste carabinieri si chiamano lo stesso, e ci dico che hanno l'estero in confessione e che non posso fare né nomi e manco cognomi. Però parre, un chiaro a dire che ce lo desse ieri. E che stai dicendo, Vicino? Che stai dicendo? Stai dicendo proprio questo. Si avvisano le carabinieri se ci dice solo che è un segreto. Ora, facciamo, forza. Ah, perché l'avesse sentito chiamare e pure ieri. Ah, così che poi non voglio sapere di mia. Tu ci attiri semplicemente che io ci voglio parlare urgentissimamente. E intervieni. Basta. E allora ci vai. E ci dico che ci vuole parlare Possia. E se mi domandano che è successo, ci dico che è un segreto di confessione. E Possia non lo può dire a noi che ammazzare uno. Vici, tu ci attiri semplicemente di venire qua senza spiegarci lo motivo, la caputo. Va bene, parre, a così io mi ancora. Oh, ora liberati, prima che scappa. Chi è che adesso, parre? A libertati prima che scappano. Ma che fa le canusce Possia? Che c'è? Ma se manco sapeva manco che gli è successo un omicidio, cammina, gioco, corra, libertati. Va bene, ci vai subito. Parri, mi raccomando, muto! Lo doppio cacciavia come classificare a Vicenzeno me lo levai. Per guardi chi è? Minchioni o la Pardone? No. Minchioni o la Pardone? Visto? Minchioni o la Pardone? La Pardone. Per mia proprio tutte e due. Appena cominciamo. Ma ora che cosa fare? Vicenzeno non vuole essere intuato. Cucciolesse non si sa. Ah, meno male che gli essere la chiesa di campagna, un posto tranquillo. Permesso? Uè, Io sono parli. ma lo vedo casetto. Che facciamo mi conosci? Non te conosco, lo vedo casetto, ma non so manco come ti chiami. Ah, Saverio, parli, buongiorno. Sono mio padre Cicillo, Piacere, parli. Ha bisogno di qualcosa? Ci viene a conversare una cosa che combinai stanotte. Mentre che c'era il vestito di fuoco, con due scuro mi trovai una femmina vicino a mia, e senza manco vedere chi era. Ma c'era lo sangue in testa, non capisco niente. E con tutte le botte che c'erano, pensai quasi aveva fatto qualche cosa, non lo sentiva niente. E così senza dare un po' di aiuto, con un corpo la stennicchiaio in terra, parli. Non capisci che combinaio. Pecca madre santissima, ma che te venne in testa? Ma poi ti completaste con qualcuno? Sì, la sera stesso, con Masuro Lulù, ma ormai era troppo tardi, l'anno l'aveva combinato. Pecca madre, che sto assassino, di come parlava Vicenzeno, Tutta una volta, ma c'è una stemmisca. Basta! Non voglio sapere più niente! Già mi ha contato cose superflue che tu mi hai venuto a contare, basta! E ora sogno con la coscienza sporca e voglio confessare la Possia. Giusto, preciso, ma va confessano prima di mia, va confessano le carabinieri, perché lo sanno come ti hanno a mettere la coscienza a posto. E se ci vai qui c'è già a contare? Che dove voglio contare a me? No, detto non ci vai, voglio a Possia che si mente dello mio. No, a mia non mi ci a mescare in queste cose. E che parreno è? Uno viene a chiederci aiuto e Possia lo manda. Ha ragione, ma in certe cose è meglio che uno non si ci ammesca. Ma se ci vai, che si vedono che mi arrestano. Che te lo sanno, so che hanno a fare.
ma sono veramente dispiaciuto di che dopo come naio e voglio pagare la mia colpa come un vero uomo. E come un vero uomo te la pigliaste con una femmina. Che uomo sei? E appunto, come la vi pigliare con masco? Certo, almeno che non si poteva difendere. E parre, ma possiamo fare tanti che da stanno? Sa perché c'è deco, ci vendo di mezzo a masolo lulù e se la vedi? Ah, perché da povera creatura ci ha messo in mezzo? Povera creatura. Parre, ma lei la conosce? No. Perché se la chiama così? Gli ha una lingua che quando la mente in funzione, amara con ciangaglia, c'ha all'este 35 vestiti e 40 cappotti in un minuto. E che? La macchinetta industriale, che? Peggio, la supera, la chiamano Lulù perché ci dicono Lulù, chiudi la bocca, non parlare ciò. E ci lo metti in mezzo a una così come nata? E che fa se possiamo mi vuole aiutare? Ma io sogno nuovo della zona, non conosco a nodo, e avete il giorno che arrivai, non conosco a nodo, manco se mi dicessi tu lo nome e lo cognome di chi che sta in terra, rinescesse a capire di cui sta parlando. Vabbè, parre, sa perché ci dico? Meglio ma solo che parla assai, che possiamo come dice niente. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, la punta l'atto solo. Assassino. Ma che aspettava a me sto cretino? Non lo poteva ammazzare un mese prima, che almeno gli arrivava e trovava tutte cose belle preparate. No, devi aspettare a me. E poi tu cretino di Vicenzino, che è un caramelle preciso, che a me aspettava, a me aspettava. Lei è in arresto! In arresto! In arresto? Lei che è padre Cicillo? Cicillo! No, veramente padre Cicillo. Chiamato Parrì? Barré! Ah, così mi chiamano qua. E allora lei è proprio lei. È lei! È l'arresto. Ho un testimonio che lei ha ammazzato uno. A uno! Io? Lei! Perché mi dice basta. E ci ha detto pure il testimonio che lei si è pentito e si vuole parlare. Parlare! Confessare! Visto che siamo in una sacrestia! Siamo di macchiette, Onestamente, quando ne ci vendemmo... Ma quale confessare? Ma quale confessare? Io vi potevo riferire che a mia sono venuti a confessare l'omicidio. E ora addirittura saccio pure cufo. Che fa? Lo vuole confessare a Nato il suo omicidio? Omicidio! Ma scusate, guardate, credete al mio o al vostro testimone? Il testimonio è testimonio. Che trucca sape! È lo parrino. Non è parrino. Se non lo sape lei! Ma visto che non mi credete, perché non mi dicete guardate qui è casete? Che ne parete della stessa comitiva voce che questa che conoscete? Parrì, moderassi i termini perché lei non sa con cui sta parlando. Appunto, voleste sapere quello che mi ha rappresentato guardate voi? Lui si rappresenta con il personaggio di Angelo di Natale. E che l'aveva scangiato pennato dentro la cruzza di Natale che ha coluciato riscaldava Gesù bambino. No, caro Parrino, lei si sta sbagliando. Nel suo periodo lo marasciallo ancora vi a nascere e non poteva essere già. Già, allora sicuramente c'era lei. No, anche qua si sta sbagliando. Nel suo periodo aveva a nascere pure. Ma talietta! E allora lei qui è? Piacere, io sono Pietro Citrullo. Ah, me lo immaginavo! Che significa? Che significa che ora che vi presentaste voi non è che mi facete più scantare, mi facete semplicemente ridere! Certo, sogno una macchietta! E io che ero capocomico! Io preferisco fare tragedia. Come a chi te che mi state come una noia mia, ca! Questa non è una tragedia. Per mia è un successo scoprire un assassino in 2 minuti. Marascià, veramente hanno passato solo 5 minuti, compresa la strada che fecimo. E poi, ne lo dissero, no che lo scoprimmo. Tu fatti le fatti tue e parla quando caga la gaggina. La va bene? gaggina, non è la gaggina. Non potesse essere meglio la palumma. Almeno me la sento arrivare del coggio e capisci quando è parlare. E se ti passa in testa poi? Testa? Destra? È lo suo posto naturale! E comunque padre, non c'è bisogno di cambiare discorso. Lei è in arresto e ci segue in caserma. Ci sei? Ma scusate, ma almeno si può sapere che ammazzai? Già, anche ammazzato. Ma scusate, visto che le indagini sono ancora aperte, perché non la domandaste voi vostro testimone? Anzi, a proposito, ma questo testimone come si chiama? E dimmi una cosa, come si chiama? Come si chiama?
Ti ho detto 100 volte, tu non ripeti che giocate qui. Ma lascia, veramente non stava ripetendo. Me lo stava domandando, me lo scordai come si chiama, ma lascia. Parre! Ecco il testimone, è lui. Me lo immaginavo che avevi stretto. Ma che ci sta a contare le carraboniere che ti ora le vogliono arrestare? Arrestare un po' sia, ma se manca fatto niente di male. No, una cosa di male la fece. Ah, allora abbiamo ragione. Lei è in arresto, Parri, ci segue in caserma. La cosa di male che fece è che ci mandai a te a avvisare le carraboniere. Che male è che? Che male è? È un reato che lo potete trovare nel codice penale. E si chiama circonvenzione d'incapace. E che vuole dire? Che vuole dire? Semplice, quando uno si approfitta di un scimonetto sta facendo un reato di circonvenzione di incapace. Per esempio, quando un maresciallo ci dice di fare un sorbezzo e lei lo fa, un maresciallo sta facendo circonvenzione di incapace perché sa che non ci arriva il cervello a lei. Ah, sì. Maresciallo, sappi che ci dico? Da oggi in poi, visto che lei è più capace di mia, la circonvallazione se la fa lei solo, che io mi faccio una tracciata. Ma che sta dicendo, Se io quando ti mando in servizio in piazza, tu per forza vuoi passare dalla circonvallazione, che è colpa mia è? Ma Parre, se sto reato allora parla di circonvallazione, come ne cercarlo nel codice della strada, non nel codice penale. Cercatelo un volete, tanto lo reato l'hanno fatto gli altri. Comunque, arrivai a un caserma e trovai sto signore qua, che stava lavando la macchina così come è vestito. E ci ho domandato una erano la carraboniera e mi risponde, che fa, non ti piace? A me che mi piacciono le mascole, ci disse di no. E mi chiamò questo signore che stava tagliando l'erba e mi disse, questo ti piace? Ci disse mi di no. Ma forse ci ha fatto restare male perché si è messo a gridare che non capiva più niente. E quando si carpà ci disse che cercava le carraboniere per dire che fosse io ci aveva a confessare l'omicidio. Le vette subito scappare e spriro. E ora li stai ritrovando qua. E chi stai sulle carraboniere che cercava? A non potevo dire che non è la stessa carraboniera, invece di dire ti piace che Quasi, come sentimmo dire omicidio, subito scappammo e veniamo qua per arrestare. Ma io sogno a conoscenza dell'omicidio, non lo fece! Ecco lo fece. non lo sappiamo come. Tu non lo sai, io ora lo saccio, perché a mia me lo vennero a dire in confessione quando tu teneste. Io vi posso dire semplicemente che ammazzarono una femmina, non uomo. Una femmina? E allora è femminicidio, non omicidio. Padre Cicillo, vicino, ma tenne che noi abbiamo parlato. Padre Cicillo, lei mi deve dire chi è l'assassino. No, non lo posso dire, è un segreto. A mia ma basta solo che mi dice nome e cognome, l'ingiuria la troviamo noi. Io posso dire soltanto dare qualche indizio, solo per farvelo capire. E magari buono che esso è. Padre, mi dicesse una cosa, come è fatto che esso? Che so? Quando è gatto che esso? Che so? Quanto soddomete? Mi, è conseccato è. No, dico quanto soddomete per avere un'indicazione. Quando sottomete? Ma lascia, membri sta sognato. Oh, è uno due. Sepollatore, ma lascia. Che sti sottomete? Allora, dovesse essere alto così, te c'è giù e te c'è me. Ma basta, lo capivo, l'ho capito Ma io. lascia. Un record le fece, quali 5 minuti? 5 secondi. Scusate, e allora poi è? Caleggio mezza gamma è. E come facete a essere a così sicuri? Perché dalle sue spiegazioni può essere solo ed esclusivamente Caleggio, perché Caleggio è alto quasi 2 metri, ma siccome aveva una gamba più lunga e una gamba più corta, quando cammina pare te che è più lungo e te che è più corto, te che è più lungo e te che è più corto. Ma io quando diceva te c'è giù, te c'è meno, volevo dire di media altezza, e poi questo che di quello non so che era. Pietro, questo caso si presenta veramente difficile. Difficilissimo.
scoraggiare. Non si preoccupasse, maresciallo. Stamattina me la pigliai una purga. Non ti scoraggiare, no, non ti scorreggiare, scecco. È permesso? Scusate, qui è lo parreno. Avesse essere se non le dispiace. No, mica mi dispiace, che voleva essere sicura. Sape, magari era un già vestito. Che io sono una signorina ingenua e quando parlo volessi essere sicura di come parlo. E ora che è sicura, che cosa mi deve dire? Parre, ci volesse parlare di mia frate. È un nave padre e madre suo frate che va bene a parlare con me. Mamma, padre e mamma sono anziani e certe cose manco le possono sentire. Se sono sordi, ci grida. Parre, ci stava dicendo che voglio parlare di mia frate che si consuma con le sue stesse mani. E che fece suo frate? Parre, a sapere che mia frate quando nasce. Quanti anni aveva suo frate? Una trentina d'anni. E c'è bisogno di cominciare da quando nasce, non potremmo cominciare una cosa più recente. Sì, ma era per farci capire come è fatto mia frate. Non c'è bisogno, esse direttamente al sodo. Va bene, parre, allora ci dico che stanotte, per la prima volta, si sfugà con mia. Peggio madre santissima. E per non essere bugiarda, mi fece veramente piacere. Ma lei e suo frate non siete normale. Ma manco Carduno come a lei. Piacere, sono Citrullo. Certo, Citrullo, Cardone, ma sempre della famiglia delle scimonette a parte. No, signorina, giù si sbaglia. Citrullo è un cognome e Cardone invece è un ortaggio e non fanno parte della stessa famiglia. Mi è certo che anche lei non aveva un'intelligenza fuori dal normale. E cioè? Capire la differenza tra Citrullo e Cardone sicuramente ogni cosa le tutti. E Pinnetti è l'uma superiore. E che siete padrinami levati? Non confondiamo i ruoli, intendeva dire superiore di grado, non di frate superiore. Bravo lo parreno. Avemmo mamme diverse. Non siamo frate, ma siamo colleghe. L'ho capito. Dietro ha un grado di intelligenza superiore rispetto a chi è stato. Signorina, lasciasse perdere questi discorsi e mi parlasse di suo frate. Sì, perché allora ci stava dicendo che stanotte mia frate si consuma con le sue stesse mani. Approfittando di lei. Di nata carusa. Ma allora suo fratello è un maniaco. Maniaco. È come tutti gli uomini, che quando si mettono in testa una femmina hanno a fare sacrifici per la testa. Se permette, tutti gli uomini non siamo uguali. E infatti, padre Cicillo aveva la tunica e noi avevamo le pantalone. Ma non è lo stesso mascolo. E che sta facendo a mia sta domanda? E perché chi fa non sa rispondere? Che fa? Non sapete rispondere? Faccio una domanda di riserva. Non c'è bisogno di spurnuciare, bisogno mascolo. Un mascolo con la tunica. E non faccio nessuna differenza tra mascolo e femmine. Padre, ognuno ha i suoi propri limiti, E padre. sicuramente lei non lo sai. Sì, io mi limito, perché sennò tutte le femmine che avevi a mezzo lasciata camminassero nude. E allora è lei lo maniaco che li spoglia con l'occhio. Ti garantisco che da quando esce insieme con lo maresciallo, una femmina nuda non l'hai vista. Perciò lo maresciallo femmine non in Italia. Senta, mi vuole parlare di suo frate per favore? Parre, gli aveva una piccola di tempo che si affissa con le femmine e ora si mette in testa una carusa. Ma suo frate ha proprio la testa dura. Quando si cimenti è peggio di lei. Ma di cui è una cosa? A sto suo frate, come fa a tenere in testa una carusa? Che manco ci cade. Ma scusate, tu non lo pigliasse va chiesto. A mia me lo mannaro. Io dico veramente che ve lo selezionare. E mi ci trovo anche bene con il mio collega. Io pure mi ci trovo bene con lei, ma lasciamo. Dio li crea e poi li unge assieme. E mi dicesse una cosa, come si chiama che suo frate che aveva la testa dura? Saverio. Saverio. E lei che è Lulù? Che fa, mi conosce, Parre? Scusate, mi ricorda che va a fare una confessione a una malata. Ma lasciamo. Ma quello stai evadendo. Ma quale evadere? Io le tasse le pago. E te la cercherà il rabbanno colpevole. Parre, ma se lei se ne va, io puoi parlare. Parlaste con lo superiore. Arrivederci. Allora, parlare con lei? Non c'è bisogno di parlare con noi, perché noi ce ne stiamo andando, perché abbiamo indagini importanti da fare. Davvero?
E che indagini so, che indagini so? Non possiamo parlare, segreto professionale. Se no poi, se venisse a sapere che ammazzerà una carusa. Perché mai ammazzare una carusa? Ecco! Ancora l'amma scoprire che so. No, Cufu, a quei che ammazzaro. Anche Cristo ma scopre. Scusate, voi avete cercato l'assassino senza manco sapere a quei che ammazzaro? Sapere chi ha ammazzato non è una cosa importante, sapere chi fu è la cosa più importante. A proposito, signorina, lei in questi giorni che ha fatto? Che do che ha fatto l'altro giorno, no? Marascià, la signorina qua presente è innocente. E come faceste a capirlo? Semplice. Una volta che ha fatto tutti i giorni la stessa cosa, vuole dire che non ha ammazzato a nodo, ma se no avessimo avuto un omicidio al giorno. Vero? Bravo! Lei è meglio di Cristoforo Colombo per scoprire le cose. Modestamente. Manco lo vede. Anzi, sa perché ci deve? Appena lei usa la pista a andare a sto Cristoforo Colombo, ci va a dire che sono disposto a fare una sfida. Ora può andare, prego. Sì, arrivederci. Arrivederci. Grazie. Che mi state a raccomandare ora Ma non tu? mi permettesse mai senza lo suo permesso. E allora perché la mannassa la signorina? Ma perché lo disse lei stesso che avevamo importanti indagini da fare. A così vi ha detto? Parola per parola, ma E allora volete che è a così? Pietro, detto tra di noi, stiamo partendo male con questa indagine. Vennimo che ammazzare a nome, a me ci scopriamo che fu una femmina. Vennimo che per arrestare lo parreno, a me lo parreno dice che manco foglietto. non vuoi entro. Ah, non lo capiste? No, ma lascia, veramente stai per ripetendo che tu lei adesso. Non ti capisco più quando parli, non ti capisco più. Ma se lei non mi capisce, ma lascia, non è colpa mia. Ma come l'hai pigliato non me la piglio con te? Ma lei pensa che lo parreno è veramente innocente? Ma non lo capisce che conosce l'assassino e non vuole sapere fare il suo nome? E se lo dice apposta. Lo dice apposta così per manco farsi scoprire, ci vuole far pigliare l'indagine, come si dice, ci vuole far pigliare l'indagine di Nato Bevio, ci vuole fare pigliare l'indagine del Nato Bevio. Ma quale bevio è? Lo parreno, ci vuole fare cangiare strada all'indagine. Devi avere le indagini, devi avere le indagini. È bravo, visto che quando lei sinceramente mi capisce, lo parreno, la sua colpa, la vuole passare a Nato. Ma ti sei giovigliato tutta una volta sul cervello a te? Modestamente non ti ha addormentato apposta, perché se no poi lo supera. Ecco a me. Che c'entra lei? Se no poi supero lo test e mi congedano. Comunque, può essere come dici tu, che lo parreno cerca di lasciare la colpa di un gusto dennato. Più giusto, taliamo se troviamo qualche indizio caino. Che tu hai? Toniche! E che volevo tu trovare? Sottane in una sacristia. Ma lei lo sa che quando era a Parreno, Nico voleva fare Parreno. E lo Signore sa che petti e fece un miracolo per mancare farsi servire di Dio. Maria, intanto mi piacesse provare mille ancora di incontruna. Se tu vuoi passare il suo piacere, passa te. Prova te. Vero, grazie Marassio, grazie. Mio desiderio. Che bello. Sì, quando era lì, voleva fare Parreno.
A me? Marascià, come paro? Ma lo sa che fare un barrinietto vero? Vero? Aspettassi che facciamo una cosa, aspettassi. Sate, se la provasse pure lei? No, 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 Se no. la provassi pure lei? No, no, Cataleamma no, no. a cui ci sta più meglio. Non è giusto fare queste cose, Sì, no, no. se la no. provasse pure lei, che mi vede a cui ci sta più meglio. No, 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 no. Avanti. Ah, ma no, non me ne voglio provare, no. Se la provasse. Ah, ma no, no, no. lei, se la provasse. A sapere, ma che a cui no. ci sta più Non me meglio. ne voglio provare, no, 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 avanti. Come paro? Bello, Marascià. Parete un vescovo. Come un vescovo? Sì, pare un barreno. Lei con le gradi di superiore pare un vescovo. Ah, una ragione ha. Continuiamo a cercare le indagini, ancora non abbiamo trovato niente. Permesso? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Sogno Pina Provvidenza, volessi confessare che Luca mi capita. siamo a sua completa disposizione, parlassi. A così? E come? Davanti a tutti e due? E che fa, s'affronta? E che sa, di solito la confessione si fa davanti a uno solo. E noi la facciamo in due. Uno scrive e l'altro ascolta. Ma perché ora si scrive? E certo, perché noi dobbiamo scrivere la testimonianza della sua confessione. Che poi noi andiamo a passare a colava a giudicare. E a me la soluzione come la duna. Il nostro superiore, dopo che naturalmente ha leggiuto le carte, lei va solo a aspettare. E quanto? Ma dipende, 1 anno, 2 anni. E che sono questi cambiamenti? Perché sti leggi nuovi? Prima uno arrivava, confessava il suo peccato, con un'Ave Maria, un po' di nostro, scontava la sua pena. Ora complicassimo tutte cose. Ma scusate, ieri per la comunione, quanto avesse aspettare 2 anni? No, no, chissà se poi se la può pigliare anche sopra, no? Basta che lo dice un barreno. Parreno. Ma perché vuoi che siete? Ah già, lo parrinetto. Vabbè, Parre, come si chiama? Io mi chiamo Padre Angelo. Ed io Parrino Pietro. Vabbè, vi volessi confessare ciò che mi è successo. Sì, parlate. Che è successo? Parre, ad a sapere che io sono una persona brava e seria, e se non ci credete addomanate alla gente dello paese. Ci crediamo. Ci crediamo. Perché non ci a credere? Ma io lo dico per farvi capire che sogno, magari potete pensare diversamente. Ma non c'è motivo di pensare diversamente. Parlate. Che successe? A sera mi fecero vedere dei fuochi d'artificio. E ci piacerono. Certo, l'avessero a fare più spesso. Sape, sogno vedovo e lo spettacolo di questo fa sempre piacere. E per le vedove che è speciale? E lei che dice? Ah, vero, guardi, non potete capire. Ma mi scusasse, bella signora, un peccato. Non da stare. Che lo spettacolo che mi fecero vedere mi piace assai e me lo fecero vedere stinnicchiata in terra. Io vedevo che si vede così, stinnicchiato in terra. A me che mi tocca stare alla dritta imbalato e tagliare al lato. E allora vediamo sì, ci piacciono le fuochi d'artificio. Ma se c'è bisogno, non c'è bisogno di aspettare la prossima festa, li potremmo fare ora stesso. Sì, ma io non me la fai a È fare. normale, ma ce lo insegno io. Sì. Dopo, che ora abbiamo che fare. E comunque mi fa piacere che lei apprezza le cose belle della vita. Bravo, ha ragione, Ivy. Allora, ma assolvi? Ma certamente, trovare una persona che trova piacere in queste cose fa solo piacere. E la penitenza? Quale penitenza?
Assolta per non aver commesso il fatto. No, io lo feci. E feci buono. Vi posso fare allora lo Padre nostro e lo gloria al Padre? Ma se facesse pure so che vuole, signorina, se ne può chiedere. Va bene. Grazie, Padre. Arrivederci. Ma che peccato è questo? Vedere le fuochi stennicchiato un Babbo, ma non lo capisci lo peccato vero quale fu? No, quale fu? Disse che ce li fecero vedere le fuochi d'artificio stennicchiate in terra. Secondo te che so che vuole dire? Case le vette stennicchiata in terra. Bravo! Ma disse che ce li fecero vedere stennicchiate in terra. Questo che vuole dire? Che tu che ci fece vedere il fuoco d'artificio stennicchiato in terra aveva intenzione e a me già resta a bocca asciutta. Peccato, un'occasione persa. Bravo! Che su fu lo peccato? L'occasione persa. Ma lascia, lei con l'intelligenza che ha, sa che può fare? Lo generale. Sia benedica a tutti noi. Sono disperata, aiutatemi. Che successe? Stamattina, quando mi suseio, non trovai a mia figlia corcata nello soletto. Vuole dire casa mia su solo? Veramente non si venne manca a corcare. Vuole dire che aveva a che fare? Scompare! C'è, e tu una sinni. E c'è, se scompare. Viene, ma brigugna, viene delle carabinieri a denunciare la scomparsa. Che va a dire la gente che mia figlia se ne scappa di casa. E se l'ammazzarono. E tu molto ascolta. E signora, mi dice una cosa, lei è sicura che sia sua figlia manco venire? Certo, sicurissima. Prima di tutto la vedo rientrare, non fa mai tardi. Sì, ma ieri sera c'era la festa con i fuochi d'artificio e potevi andare più tardi. Lo saccio, ma almeno stamattina la vera bene. E invece? Inter non c'è. E lo solicchio è conzato boleto come una via la statuetta ieri mattina. Ma mi dice una cosa, in giù la sa qualche biglietto scritto? No. E allora l'ammazzarono. Per caso che si porta qualche cosa di India? No! E allora l'ammazzarono. Che ci manca qualche valigia di India? No! E allora l'ammazzarono. Ma insomma, ma la vuole finire lei questo ammazzaro? A questo punto, cara signora, noi dobbiamo sapere che fine fece sua figlia. Ecco che non voglio sapere medenne ieri. E mi dice una cosa, come si chiama sua figlia? Ricotta Rosalia. Allora lei si messe in e aspettasse che viene. E se non bene che faccio? In caso viene poi le nuate che ci pensiamo nuate a fare la denunzia. Buono, allora ci tuate delle carabonera. Miglio, perché che si mettono a fare un sacco di domande e ne hanno che fare, comunque io non ci voglio. Che ci parliamo a scuola, ci parliamo. Maria, mi affronta e basta. Per mia ci pensa tuate a Trecello. Speriamo che si accontentano di che Luca ci dice monuata le carabonera. Se no sono costretta a chiamarla. Ma, vedete, basta che non ci dicete il nome di mia figlia. Ecco c'è Matteo. Ci dicete che se ne scappa una carusa e basta. Ma lei che fa? Pensa che dice non c'è così che fa la giovane a sua figlia? Ma canna trovare, che non so buono a fare niente, pensa si può trovare una E carusa. allora non c'è bisogno di fare la denuncia. No, la denuncia si deve fare e poi si vede come poter cercare sta carusa. E se invece mia figlia ritorna in che faccio? Facessi come il padre con il figlio al prodigo, festa, balli e canti. E dopo lo viene a dire tia. Perché? Ci volevi pure lei alla No, festa? per mandare tia. Ah, grazie mille, poi ci porto qualche biscottino e ciceretto. Allora che fa spizzo una giutecchia? E fossi meglio che viene, se mi si che un po' andasse che si scorda qualche cosa e può tornare. Se ne può dire, signora? A meno che l'ammazzarono. Va bene, va, faccio come dice tu Adre, però mi raccomando, niente nome alle carabonera. Ma tu che dici che chi sei la carusa? Che dice lo parremo che ammazzarono? No, secondo me se ne scappa. Ma siamo in mezz'ora che dice si lo ammazzarono. Sì, ma siccome ora sua madre se ne inda ad aspettarla, vuole dire che questa carusa non è morta, ma è viva, o no? Tu le cose le capisci a modo tuo. A monemme in caserma che andiamo a relazionare tutto quello che è successo. Ma che è successo E oggi? te pare fare caputo io, stata facendo video, ma monemme dai. Buongiorno, siete i nuovi pastori? E lei che è la vecchia piccola? No, sono calabrese, il notaio. E noi siamo i siciliani, i parrini.
Ma che strani, se ne sono andati via senza guardare negli occhi. C'è qualcuno? Non c'è anima viva. C'è qualcuno? Mi hanno detto che è arrivato un nuovo parroco e sono venuto per conoscerlo. Probabilmente erano i suoi accompagnatori, ma speriamo che non sia come loro e che sia di larghe vedute. E il favore che devo chiederle è un po' difficile. Speriamo che lo faccia. Questa chiesetta non può fare a meno delle mie donazioni. Bah, così mi farò anche un nuovo amico. Oh, Ehi, buongiorno, signor notaio. Come va? Tutto a posto? Tutto a posto. Arrivò lo parreno nuovo. Com'è? Perché non lo conosci? Chiedesse com'è. Se te lo sto chiedendo io, perché me la domandi tu com'è? Com'è a Roma Paese significa se. Di che tu mia com'è? È una domanda. Come è? Certo, o altre in città parlate l'italiano. Vabbè, visto che lo conosci, sto parreno nuovo com'è? Che è una domanda? Certo. Ti stai domandando come è fatto sto parreno? Di carne e ossa. Ma di che sono nera di sicuro? Ma di carattere come è? È sempre una domanda. Sì. Paresse una brava persona di chiesa. Ma se il parreno deve essere così. Sarà bravo, però pare che non sappia mantenere segrete. A posto semmo. Ma perché? Perché venne per domandarci un favore. E quale? È un segreto. Può darsi che con sia lo mantiene lo segreto. Intanto mantenelo tu e non ci dire niente che ci voleva parlare. Ma può stare sicuro, signor notaio, perché le segrete che dicono a mia li ingiuio in questo cervello e non niscono più. Ogni tanto qualcuno ti scappa e te ne esci dalla bocca. Questo mai, se è segreto, è segreto. A questo che mi coso la bocca con lo spacco. E questo è il nuovo parreno. Buongiorno padre. Sono il notaio calabrese. Ah, piacere della sua conoscenza. Ho sentito parlare molto di lei e vedo- della sua generosità. Vedo che le voci girano. Sia nel bene che nel male. Padre, sono venuto per conoscerla. È perché ci va a fare un favore per un segreto. Tu fatti le fatti tu e va polizia alla chiesa. Ma pensava che poteva essere utile per la vostra presentazione. Già l'abbiamo fatta e parlaste assai e controllate la serratura del cervello, che non funziona bene. E che disse che avevo un segreto? E invece va polizia alla chiesa, dai, arrimine. Lo scusi, signor notaio, è un tipo servizievole, ma certe volte quando si mette... Ah, lo conosco, se lo conosco. È da 30 anni che vengo fin quassù e c'è stato sempre lui a servire questa chiesetta. È un brav'uomo, ma è un buon piccione. Io invece è il terzo giorno che sono arrivato e non conosco nessuno. È tutta gente umile, laboriosa, tranquilla, è gente che lavora nei campi, che passa la giornata tra casa, lavoro. E chiesa, anzi sacrestia. E che significa? Che significa che giusto stamattina si hanno presentato cani, tante delle cristiane che nemmeno in cattedrale. Ma voi preti siete la loro speranza. Sì, ma mi raccontano cose che sinceramente, notaio, a me non mi interessano. Ma è gentussa ignorante, lei mi insegna che bisogna avere pazienza. Ma tanta pazienza. E nel suo caso deve essere anche santa. Comunque, visto che Vicenzeno ci ha anticipato tutto, padre, sono venuto per chiederle un grande favore. Siamo qua per ascoltare. Non so se lei lo sa, padre. La mia villa si trova un po' distaccata rispetto alle altre case e la settimana scorsa, quando sono venuto l'ultima volta, tarda sera a piedi nella mia villa, ho sentito un rumore, ho sentito dei rumori sotto un fossato e mi precipitai per vedere che cosa fosse successo. Era una donna. E le chiesi che cosa le fosse successo e lei mi disse che venendo dalla campagna di una tarda sera è caduta in quel fossato, si era fatta male ad una caviglia, non poteva più uscirne fuori. Naturalmente mi avvicinai per aiutarla, la presi per le braccia e la tirai fuori. Naturalmente al modo di prenderla, padre, sono stato costretto ad abbracciarla e quell'abbraccio, padre, è stato micidiale. L'ha uccisa. Ma quale? Quella donna non si è più voluta staccare da me, prima perché aveva bisogno di un appoggio per stare all'impiedi e poi per ringraziarmi per averle salvato la vita.
Complimenti, meriterebbe una ricompensa. Questa ricompensa me l'ha data la stessa signora. Ah, una benestante. Benestante fisicamente, padre, capisce? No, cerco di sforzarmi, non capisco. È proprio questo il favore che volevo chiederle, padre, sa? Con quel buio non siamo riusciti a vederci bene in faccia e dall'abbraccio dell'aiuto siamo finiti direttamente all'abbraccio d'amore. Mi ha stretto fortissimo al suo corpo, poi ha cominciato a baciarmi, iniziando dalla guancia a finire fino alle labbra, e lei dicendomi: cosa sto baciando? Io non potevo rispondere perché avevo la bocca tappata e lei ripeteva ancora: cosa sto baciando? Aspettava la mia risposta che non arrivava mai. Poi mi prese. Basta, non c'è bisogno di entrare nei particolari, lei capisce. Mi scusi, padre, mi sono lasciato prendere dal racconto. Veramente si è lasciato prendere dalla donna, veramente. Bravo, ed è lì che voglio arrivare, padre. Voglio sapere chi era quella meravigliosa donna. Ah, lei si spurpa la carne e inizia a cercare l'ossa. Sì, padre, perché quando abbiamo finito, la donna mi ha sussurrato: è stata la prima volta. Io non appena udì quelle parole sono scappato terrorizzato e l'indomani sono scappato via nella mia città. Ma la donna, che fine ha fatto? Non lo so, nel fossato l'ho trovata, nel fossato l'ho lasciata. Beh, oramai stava bene, l'aveva messa su. Infatti, però da quella sera, padre, non dormo più. È stato meraviglioso. Tra quel bel ricordo e quella frase "è stata la prima volta", la coscienza mi ha tormentato per tutta la settimana. Non posso, ma proprio non posso dormire, avere sonni tranquilli. Devo trovare quella donna, padre, o sarò dannato per tutta la vita. Mi deve trovare quella donna. Capisco ed elogio le sue intenzioni, ma io sono nuovo della zona, non conosco nessuno. Ma questo lo so, magari verrà a confessarsi o si farà accompagnare da qualcuno di fiducia che sa mantenere il segreto. Non posso mettermi in prima persona a cercare e chiedere notizie. Poi per lei, padre, non dovrebbe essere così difficile. Poi consideri che si era fatta male ad una caviglia e dovrebbe zoppicare. Padre, se non trovo quella donna mi sentirò dannato per tutta la vita. Ma la caviglia dolorante era la destra o la sinistra? Ma questo non ho potuto curarlo. Certo, era impegnato in altre cose. Ma una delle due sicuramente, me l'ha detto lei stessa. Ah, meno male. Non mi ha dato neanche il tempo di constatare, padre. Vabbè, l'avevo capito. Cercherò di fare del mio meglio, cercherò di scoprire questa donna. Farò del mio meglio. Questa è la mia offerta per la Chiesa. Io starò ancora qualche giorno nella mia villa, ma se ci sono novità, padre, mi faccia chiamare immediatamente che, guardi, rimpinguerò sicuramente questa offerta. Grazie, signor notaio. Arrivederci, padre. Grazie. Spero a presto, arrivederci. Arrivederci. Allora si dici. E già stamattina venne il cazzuppi che hanno con un pedo imbasciato. Aduca l'ologio la bucca e non parla più. Chi sta tuppa la bucca e non fa parlare più. Vici! Solo io posso domandare se sapete qualche notizia del paese. Che c'è, parre? Vici, dimmi una cosa. Conosci una femmina del paese che in sti giorni si fece malompede? No, non l'hai sentito dire. Allora la conosci? Che canta lo tedesco? Dello che la conosce e basta. Sì, parre. Lo sa che si stuppiamo bene? Ma già ce lo contarono. Che cosa? Che duca successo? Sì. Parre, che vergogna che mi sta avvenendo. Non hai manco il coraggio di contare cilla. Effettivamente è una cosa grave di che facessi. Hai ragione, Ave Parre, ma sape, certe volte uno sbaglia.
Se la sta a pigliare dell'occasione, la carne è debole. Ma io non sbaglia. Dici, ma io non dico di no. Ma è meglio che quando uno si mette con una persona va a sapere almeno con cosa mette. Ma che fa? Non ci piace Lulu? E che va a piacere a me. Ognuno ha le sue gusti. Anzi, piuttosto sa che ti dico, va chiamala che ci voglio parlare. Vabbè, ci vai io subito, parli. Arrimina. Bello segreto, chi da con la lingua lunga cave fino a Becenzeno lo conta. Ma comunque, ora saccio che la donna che cerca un notaro è Ida. Ma ci arrenisce a Lulu trovare un uomo ricco come un notaro, con una coscienza a posto come un notaro. Ma questo cristiano che con tutte le grana cagate si mette con una cosa inutile come a chissà. Trase, invece di scappare, un turbetto per un parreno! No, tu corriva. Ma quale correre? No. Io vado di Brescia! Dove devi stare e scappaste? Chi ha qualche cosa da ammucciare? Ma quale? Ma quale ammucciare? Ma sta venendo a chiamare una persona. La persona? O una carusa ammazzata? E se l'avesse ammazzato che c'era bisogno di irla a cercare? Padre, non è che lei lo vuole conmugliare io. Ma quale convegliare? Che tutti che deca correre non ammucciare per forza qualcosa? L'ho fatto io, che io, un'uscita del Cain. E Caindra? C'è lei. Scusate, in dalla sacrestia con c'è essere se non c'è un parreno. Padre, non faccia lo spiritoso e non si scordasse che lei è sospettato di omicidio. Ma ancora commenti di sta cosa siete? Solo lei la sa la storia della carusa ammazzato lo paese. In giro la gente non ha visto niente e non sa niente. Invece, da indagini effettuate, a me c'è una carusa manca. E sa manca vuol dire che l'ammazzarono. E gli unici che sapete la storia siete lei e lo sacristano. Lo sacristano, che per manco fare se incolpare, dice di ricercare una carusa. E veramente ci dissi che stava indo a cercare un'altra persona. A come? Maresciallo, ma che sei messo in testa? Andura via lo cappetto su come faceva Callo, mi mise in borghese che aveva a potare tutto. E allora se ne passi pure in testa sta convenzione. Ma mi ha caputo che mia, me lo venne a raccontare dell'omicidio, non lo feci! Non lo posso dire, è un segreto! Ah, scusate, niente. No, non tenete che la cottina voglio parlare. Ah, allora non cercava chi da morta. Lei va bene in caserma a fermare quattro carte. Ma scusate, se venite dalla caserma non li potevo portare queste carte che ve le fermava a casa? Sì, ma ci li portavamo a casa queste carte, in caserma. Che ci andiamo a fare fermare poi? Scusate se mi ha messo, ma non era più intelligente fare come diceva lo parreno. Portavo questa carta qua e era tutto tempo recuperato. Non lo lasciate perdere che con questi lui è tutto tempo perso. Insomma, decidetevi, com'è questo tempo, perso o recuperato? A Monenne per favore in caserma a fermare queste carte quando dà libertà. A Monenne. A me che abbiamo ragione noate. Loro non tenere, aspetta che come arrivo ne parliamo a parlare. Come dicevo sia per l'aspetto. Che benissimo a fare qua. Comunque ben a fare, non lo sa perché venne. E certo che lo faccio, però questo non era il momento giusto. E perché? È perché lo barreno sa tutte cose di come ti stroppiaste lo Non pezzo. lo sapi tutte cose, sicuro sì. Sicurissimo, me lo desse tu stesso, Antonio. E che ce lo dessi? E che ne sacci? Non lo saccio. Ah, ma se non mi vedi nudo, poi che ce l'avevi a ghiaddere? Non hai la minima idea. Ma non credo che a quello scuro che c'era, magari che staccio qualcuno gli era ammocciato. Andando lo barreno lo sape. Maria bella madre, ma non penso però che lo va dicendo in giro. Perché se lo sapeva frate Saverio, che giù mi ammazza. Andando ora che viene a scuta che t'ava a dire e ci dice di non dirlo annoggio. E mi raccomanda zia di tenere sta bocca chiusa. Tu dici a me. E a quello avesse a dire. A te stessa perché non ci sa stare mai con la bocca chiusa. Sì, ma che se su cose importanti, ma stai muta per forza. Te devi- A meno che tu. Ti dissi che dipende di Dio. Comunque, tanto prima o dopo, mai decide della mia frate Saverio e poi si vede. Non c'è lo barreno. E ora viene e gli gioca un caserma. E che ci fece? E a fermare una carta, ammazzare una carusa. E tu che ci fa qua? Niente, ma vedere una parola lo parreno lo sai E che ti va a dire? E quando divento magari te lo faccio a dire. Tu
piuttosto che me ne sta a fare? E che sei tu l'uomo di casa che fa domande? Mi ti stavo domandando solo se me ne sta a cercare lo parreno. Che poi va bene, pittia. Ma che domande babbe ci fai? Era logico che capi bene che aveva bene a parlare con lo parreno, no? Poteva venire a cercare magari a tia. A mia, perché a mia? Appunto, perché a Edo, un gnaio tempo di perde per parlare con scemo netto di questo. Grazie. Comunque, me ne vai, vigno più tardi. Meno male niente sape. A un momento ci facevi capire, capito? La coscienza sporca. Accava a capire che già aveva i suoi problemi. Che ave? E io già certe cose le può fare niente. Lo punta a tia che tu che a fare. È appena una volta che si sfuga con mia. Ma non è che ora lo fa pure tu. Ma che sei pazzo? Che tu mi ammazza? Mi dissi che quando sarà mi va a portare all'altare, così come mi ha fatto mia mamma. Perciò se avesse scoprire una cosa di chissà mi ammazza. A tia sura? E a tia Medè. A mia vedè? E certo, vedi che lo peccato si fa in due. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità mi fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me, chi lo sa perché. Ognuno ha diritto di vivere come può. La verità mi fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace, quell'altra no. La verità mi fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che non vai a tagliare la verità. Io ti chiedo scusa, che sai perché stai qua tranquilla per lucidità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno Tu vai a chiamare un notaro che c'ha a parlare. Una volta facevo lo sacrestano, ora faccio un commesso viaggiatore. Facciamo a Chesso, facciamo a Chesso. Sente, vai a chiamalo senza fare commenti, alle belle. Parre, ma se lei va a parlare con un notaro, però io me ne vaio. No, tu aspetta che parlare pure con te. Va bene, capimmo, me ne stai viendo. Allora, che dici Loperi? E lei che è dottore? Oh, mi stai preoccupando di una cosa vuota, se non la capotto. Parre, parlassi chiaro senza bisogno di girare alla larga. Saccio che quando ti faceste male Loperi era tocco... E allora se lo sape perché me lo domanda? Perché la voglio la conferma di Chia. Parre, a lei ce lo posso confermare. Però non so vedere niente, ma frate Saverio. Ah, Saverio? E che c'è di essere che ti ammazza pure a mia? Parre, sape, la carne è debole, una può sbagliare, però più mia, ce lo giuro, fu la prima volta. Lei che fa? Mi perdona? Certo. Però ora capivo che fu sbaglio insertato, perché dopo che Luca successe capivo che l'amo e me lo voglio maritare. Almeno mi faccio una famiglia, mi dai. Ma non faccio come dire cielo. Ma lui non lo conosce buono, ha chiesto con cosa mettevi. Certo, io avevo una vita che lo conosco, che non c'è stato mai occasione. Fluido però mi poteva dare che Luca iva cercando per re. Meno male che ti metteste con Sant'Omo, che aduna molto per la chiesa. E infatti, fu questo il motivo che mi fece tenere sovrazza.
te mettesti davvero con un uomo coscienzioso, se no avete a restare con le mani vacanti. Comunque, ti posso dire che la cosa si può fare, ci penserei a dire ce l'aereo. Grazie padre, grazie. Sono contenta che lei acconsente, almeno ora io ho la coscienza pulita. Oh, ma questo non significa che continuare a fare le cose che ha fatto prima. Ora basta, se ne parla dopo matrimonio. No, padre, ce lo giuro. Però, un altro favore me la va a fare. E quale? Ce la va a dire pure lei a frate Saverio. Io a sapere ci posso dire solo per matrimonio. Certo, solo che ce la va a dire. Ormai lo peccato è confessato e non lo può contare più a noggio. Certo. Ora, va bene che sta bene con lo notaro. Quando finisce di parlare con lo notaro, parlo con tuo frate Saverio. Ok. Poi tu aspetti fuori, aspetti tanti chiede e ciao. Va bene, padre, grazie mille, padre, grazie. Meno male, la cosa si sta sistemando facile. Speriamo che come si ufficializza questo fidanzamento, lo notaro mi lascia una bella ricompensa. Padre, lo notaro sta venendo. Allora sai che fa? La chiamo a Saverio. A Saverio? Ma manco per tutto l'oro del mondo. No, tu lo chiami, è un ordine. Alla criminati, forza! Ma chi c'ha a dire? Poi te lo dici, so solo Lulù. Lulù, bella madre, padre, allora lei mi vuole morto. E tutto dipende dalla reazione di Saverio. Dai, camminati, ma chiamalo. Ma tanto ora viene lo stesso che Andura via venuta a cercarlo. Saverio è mia? Sì. E che vuol dire? E che ne sa, c'è Lulù c'ha la domanda, però non ci posso rispondere. Allora, sa che ti dico, non c'è bisogno di irla a chiamare. Quando si vuole arrecambare, si arrecamba. Va bene, come dicevo sì. Buongiorno. Cacciare un notaro, padre. Invece la polizia alla chiesa. Buongiorno signor notaio. La chiesa, la polizia e Andura. Passacela la mano, dai. La mano sinistra non la sa usare. Invece aggiuma le cannelle dell'altare. Le cannelle la giumare ora, ma se la missa è stasera, te cattanno si stutano. E la cattamarre, non ti preoccupare. No. Signor notaio, la cassa piange. Ma cosa dice padre? Ci sono qua io, non si preoccupi. E allora padre che fa? La giumo tutte? Aggiumale tutte come se fosse una festa, dici? Va bene, ci vai subito. E allora padre, novità? Sì. Ho trovato la donna che lei cercava. In così breve tempo. Capisco che un paese con 4 anime sanno tutto di tutti, ma scoprire una cosa così importante in brevissimo tempo è straordinario. Lei a tempo di record mi toglie un grosso peso dalla coscienza. L'ho fatto proprio per questo. E mi dica, com'è sta donna? Ma lei deve pulire la coscienza, soddisfare i suoi sensi. Oddio, ma tutte e due le cose, se è possibile, padre. Troppa grazia fa male. Ma lei mi sta scoraggiando, padre. No, ma quale scoraggiare? D'altronde lei stesso mi ha detto che quella sera lì al buio le era piaciuto. È vero. E comunque mi dica. Ho già parlato con l'interessata e mi ha detto che anche lei è molto interessata della sua persona, anzi è innamorata. Sa chi sono io? Sì. Meglio, vuol dire che sa quello che vuole. Sono amaramente pentito di quello che ho fatto e soprattutto di averla lasciata in quel fossato. Complimenti signor notaio, finalmente la verità. Signor padre, signor notaio, siete... In arresto. Che so aver a dire io? Mi scusasse, Marascià, ma non resisti a dire questa parola. Ma quale arresto? Io non ho fatto niente. Lei ha confessato adesso al padre che ha ammazzato una donna e che l'ha lasciata in un fossato. Fossato. Buco, sepolta viva. Ammazzare una donna! Ammazzare una donna! Classica espressione di occupare che cadete in giro. Complimenti, Marascià, abbiamo risolto il caso. Te lo dicevo io, che lo parreno era un complice e che lo dovevamo pedinare. Ma quale complice? Eccolo, ma con il signor notaio stavamo parlando di un'altra cosa, di un'altra persona che ha ammazzato la Carusa. È nato. Caia, padre. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ci avessi a dire una cosa. Dillo Marasciallo.
No, veramente che l'avesse a dire a lei. No, Che faccio che non dico? no, te ne mal di collo, Marascià. Ti ho dato un caserma, ce lo faccio controllare. Mi segue in caserma, signor notaio. Caserma? Maresciallo, ma che sei messo in testa? Un'altra volta. Quanto lei ha che hai in testa? Niente, ma proprio niente c'era in testa, Marascià. Niente ci vuole andare a sapere. Per cosa fare? Ma che vuole? Io sono il dottore, sogno. Ma... Comunque, accurziamo le chiacchiere e seguiteci in caserma. Signor notaio, ci segue in Questo caserma. abbaglio te costerà caro. Io questo abbaglio non ho intenzione di accattare meno, solo tenesse lei. Marasciallo, ma che è sta baglio? Ma che sa c'è abbaglio, bagliolo, non l'hai caputo ancora, non lo sai. Ah, se è bagliolo, in caserma ce n'è uno nuovo e se lo piglia lei, Marasciallo. Non mi serve a me. Allora, prima di in caserma si può sapere a quelli che ammazzai. Intanto, come si dice, trovammo un colpevole. Ora cercammo la vittima. Lei ammazza una persona. Ieri, tu ammazzaste uno. Diccelo, a me che mi fanno come a E a tu? E che ne sacci? Marascià, la tua annasso solo è a Vicenzeno. Ma sono Vicenzeno che ci c'è? Tu ti sfugasti dopo fatto con tesoro e in amico dell'amico di Vicenzeno all'oscuro senti tutte cose. Marasciallo, ma chi sta qui? La catena di Sant'Antonio. E se si monta una chiesa quando catene vuoi trovare? Allora, sì, tu l'umaniaco che ti sfugasti con tesoro. Come solo? Ma manco se fosse pazzo. Ma che state dicendo? Dici! Marascià, visto che arrivisci a complicare le cose di sta maniera ce lo faccio contare direttamente dall'interessato la cosa come fu. Che c'è, Parre? Bella madre santissima, aiutami tu! Invece ci vuoi contare lo Marasciallo che giocate con l'amico tuo che è successo l'altra sera? Parre, dici che non avevi a dire a noi. E infatti ce l'ha detto ora. E se sa qualcosa parla e parla. Lo desse tutta confessione e non posso parlare. È che se Parreno non può parlare. No, sacrestano. Marasciallo, ma un sacrestano può parlare su tua confessione. Ma Carignapo può parlare. E allora, parla se ha di parlare. Niente saccio, niente vetta e niente sendeio. O parli o ti denunzio per mancata decenza. Marasciallo, si dice reticenza. Ecco, tu lo desse che a dire che so. Tu sai dire che giocate qui, ripete senza correggere. Dici, parla se sa qualche cosa. Ma lascia, io non saccio niente, ma che si mette in testa? Chiamata volta! Ma vuota le in testa che c'hai? Tutti vedono cose e solo tu me ne rende, da lì a chi hai? Ah, Marasciallo, ma non pigliaste stamattina un caffè? E certo che me lo pigliai lo caffè stamattina. E lo zucchero, non l'ho messo. Ne lo caffè l'ho messo. Sicuro? E che ti pare un babbo? Siccome pare che sono in testa per come pieno di cose bianche. Io il caffè che mi sono preso era dolce e zuccherato, quindi vuol dire che lo zucchero non me l'abbiai in testa, ma l'ho messo nello caffè. Allora, che sale! Sì, e andava a questa sai che ci sbucca di fuori. Marasciallo, sape come si dice? Cuiave sale in testa, ha ragione più meglio. Sì, allora credo ci ne vuole chiossato un cane. Oh, senza esagerare, ah. No? E che fa? Ci si sotto. Vacante per come ce l'ave ci esse. Marasciallo, ma fa qualche volta sta prova. Sì, basta che poi manco sbucca di fuori, va bene? Comunque, Vici, parla se sai qualche cosa. O Parreno si sta sbagliando, io non saccio niente. Non pare, Romuranne. Settiti e parla. E come si fa? Lo sta capendo che ti vuole dire il mio collega? Il mio collega ti disse di chiudere la bocca e di contare tutto che è successo. Oh, ma se lo dici tu, ate. Ma che sta facendo lui? Parre, ma ossia se la veda a parlare con la chiusa. Non voglio contare con te che colpa n'hai. Dice, finiscila di fare lo cretino, se no vi cacci conto tutte cose a Saverio.
Quando l'altra sera finirono di sparare lo castello di fuoco alla festa che ci fu, mentre l'amico mia se ne stava innuinta, in Renardo sente parlare a due ammuccione e uno ce ne givanato che aveva ammazzato una persona e forse approfittando delle botte dello castello di fuoco si è messo a sparare pure lui, così non lo capivano e poi contato lo fatto. Savevo, tu ci parlasti stasera con tuo solo? Sì. Ma ci posso contare altre cose però. Infatti, A quando lo poteva accusare, lo fa difendere. ma infatti ci conta una cosa a Masuro. E cioè? Lo pare non lo sa, non lo posso dire a tutti. Ha visto che gira pote pirria, c'è sempre un comienzo parre. Ma guarda che c'è da fare per forza in questa faccenda. Noi facciamo il nostro dovere. Giusto, ma non vado a fissare sempre con la stessa persona. Per risolvere il caso, visto che ci sono indagini aperte, le indagini si fanno a 360 gradi. 360 gradi. E che pignata ci vuole per arrivare a tutta questa temperatura? Sei un cretino, caro collega, sei un cretino. Lo Parreno non parla di 360 gradi di temperatura di calorie di pignata. Lo Parreno dice che secondo lui ci vuole pinnia 360 gradi per risolvere questo caso. Non lo sape che a pinnia ne bastano che di maresciallo. 360 gradi, ma lascia. 360 gradi, ma manco se travaglia tutta la vita può arrivare a avere questi gradi di incontro. Visto lo stai dicendo tu, io con la mia intelligenza ci potessi arrivare. Sogno io che manco mi voglio anche la giacca piena di stemma. Parre, scusate, pensavo di trovare lo Parreno solo. Io vedevo pensavo quando arrivai qua. Vi voleva confessare un altro peccato. E stavolta confessatelo allo Parreno titolare. Ma io solo. Come è solo? Ma che la vuoi fare comunitaria sta confessione? Come è? Ma che saccio, che ci sono sempre novità, compresa le pallina nuove. E che urgente sta confessione? Insomma, ma mi pisa assai in capo la coscienza. E lo facesse scendere che ci alleggerisci. Aspettasse tante chiede che ora la chiamo, appena ne sbrogliamo la chiamo. E comunque padre non c'è bisogno, se vuole aspettiamo noi che nel frattempo prendiamo le generalità di qui presenti. Vabbè, nella confessione non si può dire di no. Grazie. Prego. Sentiamo questi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E a cominciare dal principio? Solitamente si comincia dall'inizio. Allora Parre, a sapere che io sono una persona brava e seria e se non ci credete domanate alla gente del paese. Ci credo, ci credo. Sogno vedova di tanti anni e lei sa, la carne è debole. E ce l'hai una bella porta e venite tutti i miei a contare me. Vabbè? Un mese fa faceva lo compleanno da buona roba di mio marito e aveva venuto alla chiesa per fare cedere una messa. Appena trasì io trovai a Vincenzo solo che l'aveva in terra. Appena ci vedesse il motivo della visita mi abbracciava per fare i mallavori. Poi la carne è debole. Appena mi abbracciava ci squagliai un braccio dopo poveretto. Lei ce l'aveva ardente sta carne, che debole. E mentre che... Vincenzo non ci prova. E non solo, c'è Renesce. Bravo Vicenzeno, Petto Sacristano che tegno in questa chiesa. E ne abbiamo promesso che vi arrestare un segreto fra noi due, ma io mi voglio lavare la coscienza e ce lo vengo a contare. Trattandosi di una cosa occasionale, con colpo di spugna ti poliziaste tutte le tue peccate. No, non mi è più venuto, Parre. Ah no? No, ieri sera, per esempio, mentre c'era lo cascetto di fuoco, mi si avvicina un uomo e mi mette in terra. Sappi, Parre, la carne è debole. Lo saccio. Mi lasciai morire e ci fece fare ciò che voleva. Con fu e con non fu io non lo saccio solo che mi fece vedere le fuochi d'artificio. Ma che avrà a fare, Parre? Certo, giustamente, una volta che l'avevano fatto i fuochi d'artificio era un peccato, manco tagliare serie. Pittie, ci vuole un cannavazzo. Che un colpo di spugna. Ma possiamo capire i sogni vedo. I sogni parrino. Avete finito? Tutto dipende dalla debolezza della signora. Che fa? C'era il piglio qualcosa di mangiare? Ma quale mangiare? Che la signora aveva tutto il tempo di petetto. Infatti, Parre, c'è confessare un'altra cosa. Che è come le volte cose di prima? Sì. Non c'è bisogno. T'assolvo di tutte le tue peccate, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E per penitenza t'addere 600 patennoi.
400 Ave Marie e 200 glorie al Padre. Ma c'è stato un mese. Un mese c'è stare, a così sta lontano dai peccati. Meglio delle preghiere per rimbuzzare della carne, non ce n'è. Ma prego, maresciallo, potete trasere. Potete trasere. Sapete, ci può contare lo maresciallo per dopo le che ci contaste l'altra sera a tesoro loro? Si tratta di cose nostre intime e personali, parli. Certo, lei è che Duca si è messo con solo. Magari con chi da sua. Ma solo Ruccainda non ci è venuto, perciò non poteva essere. Ma quando la finiamo con queste sciocchezze? Quando la finiamo che devo parlare con padre Ciccillo? Ciccillo, signor notaio, Ciccillo. Sì, però parrei a completare la confessione. Non c'è bisogno, ti ho assolto dai tuoi peccati, ti ho assolto. Sapete, se non ci dì la verità, caro maresciallo, dica non ce ne vanno ste carrabonera. Ah, sì? Sì, dica la verità di quello che sa, ci liberiamo tutti di quello. Liberarsene tutti mi sembra alquanto difficile. Qualcuno di voi si arresterà questa sera, perché tra di voi c'è l'assassino. Moderi termine, non faccia di tutto un'erba un fascio. Ma non cercammo l'erba, noi cercammo l'assassino. E allora fatelo seriamente. Ah sì? Lei mi dica, dov'era la sera dell'omicidio? Se mi dice quando è avvenuto questo omicidio le posso rispondere. Parrei, quando fu l'omicidio? Ieri sera. Ieri sera. Ero in viaggio per venire qua. Non poteva essere, si era in viaggio, non poteva essere qua. E mi dica, ha per caso qualche indumento sporco di sangue? Assolutamente no. Confermato, innocente. Ma mi dica una cosa, lei nel fossato, a chi ci ha lasciato? L'amore. Ulteriore conferma, innocente. Mi sta sciammando la testa. Va bene, lei se ne può andare. E mi dica lei, signor Saverio, che faceva Arsida? L'amore. Allora anche questo è innocente. Con chi? Per domani che sono un saggio. Aia! Che c'è qualcosa che non va. E mi dica, signor Saverio, lei come fa a fare l'amore senza sapere cucù? E quando lei cammina all'oscuro che fa? Vede una va? No. E così è successo a me. A mia questo non mi convince. Caro signor Saverio, lei è un sospettato. Maresciallo, ma che sei messo in testa? Ah, fermo, questa volta lo sai. Inghiasali. E lei mi dica, signora Pina, che faceva Arsira? Tagliamo le fuochi d'artificio. Va bene, padre, mi dica una cosa, anche lei Arsida faceva l'amore? Ah, se risparmiasse certe battute stupide ora. Ma non c'è bisogno di risparmiarle, tanto non si pagano. E ora basta. Padre, io vado, ci rivediamo quando andranno via questi signori. Non c'è bisogno che ve ne andate voi, ce ne andiamo noi che andiamo a relazionare tutto quanto. Adesso abbiamo tutto chiaro. Ma lascia veramente che l'unica cosa chiara che avevo è che tutte cose successe dall'oscuro. Senti tu, e cammina in caserma, via! Ma come portaca queste due? Parre me lo se possia dirla chiamare. Maledetto quando ti ci mangiai, ma di accadere la lingua. E la prossima volta che ti dicevo qualche cosa, non me lo vedere più a contare a mia. Tenetelo per tia e per l'amico, che tua che lo conta. Manco un confessione, parre. Nemmeno. Ora ne scelte e lasciatemi solo con lo notaro che ci ha parlato. Sì, però io è completare la confessione. Tedesca non c'è bisogno, già sei assolta. Tedesca, ma confessare per forza. Allora aspettate anche c'è da fuori che poi ti chiamo. Va bene, parre. Allora, padre, sta donna dov'è? Deve arrivare da un momento all'altro, signor notaio. Quindi sa che sono stato io. E che ha detto? Anche lei è molto interessata. Si vuole maritare. Benissimo, almeno metto la coscienza a posto e potrò camminare a testa alta. Se non sa vergogna. Come? Non può arrivare la cicogna. Caro padre, sono ormai grandicello. Ma so, le vie del Signore sono infinite. Buongiorno. E le tazzere dello diavolo che sa. E signor Recca? Signor notaio, le presento la signorina Lulu,
La conosco. Me lo immaginavo, ma io gliela presento sotto altre vesti. Veramente io sono che sto Sì, che significa? Signor notaio, ecco la donna del peccato. Mi sento male. Che? Padre, ma che avete, signor notaio? Deve essere perché ce lo conta. Io avessi a fare un matrimonio, non atto. Padre, ho capito bene. Lui è... Ma che fa, non ci piace? Mi tengo la coscienza a posto, me ne vado. Ma non mi aspetti, almeno chiariamo con Non lui. chiarisco niente, ritiro tutto e me ne vado. Padre, ma che avete, signor notaio, con mia? Prima ti voleva vedere, ora te lette se mi volevi. Sì, ma perché prima mi voleva vedere? Come perché ci feci capire che tu te lo vuoi maritare? Maritare Maiello. Ma che stai dicendo, padre? Ma come, me lo diceste tu direttamente? Io veramente ho creduto mi volesse maritare. Ma scusa, non parlavo di un lontano. No, E non vedi come te lo superato? con Vicenzeno. Cosa Cristiano? Perché padre, che fa, non lo sapeva? No! Quindi è tutto un malinteso. Ma quando pare sì, signor notaio. Quanto mi sento Ha bene. ragione, Ale, ha ragione. Vicenzeno. Quindi ancora non conosciamo la donna che cerco. No, a quanto pare no. C'è stato un malinteso. Ricomincerò di nuovo a cercare questa cosa. Vice, Che c'è? si perdone. Perché? Perché la natura ti fece così. Tuo padre non è sapeva di noi due e tu ci stai a contare tutte cose. Ma se vuoi come parlate tia? Io ti parlava di Cecere e tu mi hai risposto a tuo fare. E meno male che parlava con la stessa lingua. Chi c'è che abbiamo stato qui? E te che ti interessa? Che mi interessa? Ah, se non mi do conto ti vai in più non ti faccio una scicchione. Io, perché se sto io fuori, mi scandale di Dio che mi può violentare. Ma come ti permetti? Una volta che parla così, ora è meglio che specifichiamo le cose. Ma io t'ammazzi! Non ti permettere di toccare l'amore mio. Amore tuo! Bravi! Allora perché siete sempre attaccati? A me l'avevo immaginato, ma vedi una cosa inutile di questo, come poteva pensare una cosa del genere? A buono, maritatilla, me la rivede in avanti di piede. Ma scusate, ma che è sto fatto di violentare? Alenta, Arsira. No, Arsira, mi metti una fratella, che non sta la violenza. Non fu violenza, fu consenziente, maledetto il momento che ha deciso di contare te magari. Arsira. E perché parli che fa non sape? Allora non ammazzaste al mondo. Ma con l'ammazzare? Ma sa che ci contare a tuo fratello e che tu capi ammazzare? Ma allora manca hanno ammazzato a noi. No, è meno male che non l'ha detto a nonno, piccio di cretino. Ah, che sto niente cretino, io t'ho cognato. Ma io tu sto ammazzo, vado che cognato. Tu sei maritata a pigliare uno come il signor notaio. Ma che dici, signor Saverio? Ma che sta dicendo? Ma se sono felici così, sono contenti della stessa maritare, uno come me, sua sorella, potrebbe dare soltanto una vita di problemi. Invece Vicenzeno, tutto uomo pure e calmo come sua sorella, galantuomo, sarà tutta una vita di fiori e rose. Ma sempre cretino e senza sorte. Ma contenta sua sorella, contenti tutti. Ma insomma, se tu la pensa così, non me la marito e il resto come sogni. Oh. Invece, vieni qua subito da restare di qua. Non t'azzardare più a dire una frase di chissà, perché stavolta l'omicidio qua lo faccio io. E poi tu ormai lo sai che mi maritare per forza. E perché? Ce l'aveva promesso. Allora non c'è altra scelta. Lo parreno l'avemmo e lo testimone lo faccio io. Calma, signor notaio, prima mi vede che ci porta in a Masuro. Lo conosco. E che se lo vado a Tosuro, andiamo a portare sorte e proprietà. Di questo non si preoccupi, se vede? Qualche cosa la troviamo. E allora benvenuto, cugnatillo mia. E tu vedi niente, non esce fino a lui un novallo di marete. Basta che non libertammo, a me legge accompagnami fuori. Sì, amore. E chi sta nella lammo del peso? Ma signor notaio, sono io sempre più comando. Ci può fare compagnia anche se dove mentre parlo con Pardeno. Parli, hai visto che aveva caputo fresche e più frasche di che lo cacciare? Ma se più cretino di tuo cognato mi fece cullare cose che non erano. E visto che avete solo un atto d'amore con una carusa, ora mi può aiutare. Siccome sono veramente penduto di che lo come naio e mi sento un uomo d'onore e voglio pagare la mia curva, mi può aiutare? Sì, beh,
Voglio chiedere scusa a Ida e alla sua famiglia, padre. E qui è chi? E per domani, padre, non so, c'era scoro, poi ma c'era sto corpo di... Ma vedremo che cosa si può fare, se riesco a trovarla ti terrò informato. Va bene, padre, allora me ne vai, arrivederci. Arrivederci. E che tu la prima volta ora stanno facendo? E che c'entra con il congedo in questo paese? Ma come può essere questa femmina che lo fece la prima volta? Certamente l'unica che non può essere è Tina, chi del vedova, ma fa la prima volta. Parri, ora che è solo la potremo continuare la confessione. A parte che hanno libertà, non mettete più. Ah, va. E no, è Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ah, va. Allora, Parri, la settimana passata, mentre che veniva dalla campagna, con lo scoro uscito cadendo un posto. Prima perse i sensi, poi quando mi arrabbiai sentivo passare a qualcuno e chiese aiuto. Mi venne a aiutare un uomo. Appena mi abbrazzava per fare menece, e chissà ciò che mi pigliava, Parri. Appena sentì il ribracciato uomo, perse la testa e lo stringivo più forte. Sape, Parri, la carne è debole, e era la prima volta. Ma come la prima volta? Non sei vedova? Certo. E come è la prima volta? Allo scoro, in un posto, in aperta campagna, era la prima volta. Ma scommessa che l'altra sera, quando ti facete pigliare il nomo e non capisci niente, era pure la prima volta? Sì, era la prima volta che lo facevo sotto lo castiglio di fuoco. E era la prima volta quando facete compiti in zero? Sì, perché non aveva mai fatto lo stesso giorno dello compleanno di mio marito. Chissà era la prima volta. Però ora, Parri, voglio recuperare tutti i miei sbagli e mi voglio maritare a chi mi sono concessa. Con tutti e tre? No, con quello che mi consiglia lei. Ah, con piacere. Allora ti assolvo dei tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Per penitenza, ti di Ave Maria, un Padre nostro e un Gloria al Padre. Ciò che di prima? No, non c'è bisogno. Trattandosi di un peccato sempre ripetuto la stessa volta, non c'è bisogno. Ora, pulita pulita, ti fatti sta preghiera in chiesa, poi quando ti chiamo, vedi. Va bene, Parri, grazie. Prego, prego. Ha caputo la signora Pina. Ma che ci dicono, notaro? Che tu se la vuole maritare perché era la prima volta? Se ci dicono che chi sta in maritata, che chi sta... Era maritata, non se la marita. E se non se la marita non me la sta manco sordi. E a Saverio, che ci dico a Saverio? Vabbè, a che non ci dico proprio niente, con la testa caiale, capite che reazione può avere. Oh Gesù mio, chi è che ha fatto? Come ci ha detto notaro? Perdonami se sarò costretto a dire qualche bugia, sa, un notaro mi lascerà una bella ricompensa per la Chiesa, per i bisogni della Chiesa. Gesù, ogni tanto una bugia non è che fa male. Scusami, scusa. Allora, padre, quanto ci mettiamo all'opera per conoscere questa donna? Ho già delle novità. Sa chi sono stati io che ha detto? Lei è a conoscenza di tutto e noi, caro notaio, l'abbiamo scoperta la cosa perché siamo attrezzati per i miracoli. E com'è la situazione, padre? È una bella donna. Quindi sa mantenere i rapporti con le persone? Con le persone, altro se sa mantenere i rapporti con le persone li sa mantenere molto ma molto bene. Anzi, li lascia anche soddisfatti. Benissimo, sono curioso di conoscerla. È in chiesa che prega. È anche una donna pura di spirito. Spirito sì, è il corpo che la tradisce. C'è.
essendo pure di spirito, a volte il corpo tradisce le apparenze. Padre, mi ha messo curiosità. Voglio conoscere la donna a cui ho infancato l'onore. Sono stato il primo, voglio essere l'ultimo suo uomo. La chiami. Scusi, signor notaio, è giusto che lei sappia, prima che io chiami la signora, che la signora è... Dove va? Dove va? E dove va? E dove va? È vedova! Vedova? Ma allora non è stata la prima volta con me? No, con lei sì, è stata la prima volta. E col buonanima del marito non hanno mai consumato il loro. È stato un matrimonio di interesse voluto dai genitori solo per fattori economici. Stessa casa, ma letti separati. Meno male, per me va bene lo stesso. L'importante è che non abbia mentito. La chiami, padre, la chiami. Pina! Pina! C'è padre? Pina, ti presento il notaio Ernesto Calabrese. Piacere, Pino Provvidenza, detta anche Bocca di Rosa. Non sente le parole dolci della tua bocca, sembrano petali di rose. Veramente. Il signor notaio ti vuole conoscere perché che... Di stanotte? Perché che è successo stanotte? Stanotte ci sono stati fuochi d'artificio e un signore gentilmente l'ha accompagnata per farglieli vedere. Mi ha preso. Gli ha preso il cannocchiale e glielo ha dato per farglieli vedere da vicino. Un vero signore! Un galantuomo, signor notaio, un galantuomo. Il notaio è il signore in campagna. Oh, bene amare notaio, mi scusi se stasera la disturbaio. Ma quale disturbo? Anzi, allora ci piace. sarei un bugiardo se le dicessi di no. Pareva come sarà re. Un'altra volta. Sì, che insomma l'aveva scordato. Che come lo di prima? Sì, perché non mi aveva mai successo di perdermi per la strada e per la prima volta trasferirmi in una casa di campagna sconosciuta. La carne è debole e ci faceva fare ciò che voleva. Ora scordati di tutti i primi voti e ricordati che il signor notaio è figlio di Lufissoni. Oh, signor notaio, grazie. È stato gentilissimo con me. Tant'è che mi fece passare tutti i dolori e la maccatura che aveva fatto. Ho cercato di essere delicato. Lo fu. Tant'è che dopo il suo aiuto me ne venne fresca come una rosa. Anch'io ho provato il suo stesso effetto, anche se mi tocca scappare. Ora il notaio vuole riparare all'errore commesso. Ma come ce lo dessi che ha sbagliato? In realtà tutte cose, signor notaio, non c'è bisogno di scusarsi. Lei può rimanere tranquillo, io sono rimasta contentissima. Fina, un notaio ti vuole maritare. Vero? E per lei chi è meglio della Gegè? Sì, e chi sono? No, la signora Pina ha da tempo 3 pretendenti che gli hanno chiesto la mano. Che ha detto? Ci ha dato un razzo. Ci ha dato coffa. Lei lo sa che significa coffa in siciliano? Ha detto a tutte e 3 no. Perché aspettava l'unico uomo a cui dentro un fosso aveva dato una notte tutto, ma proprio tutto, il suo candore. Sono commosso. E io mi idea. Pina, mi vuoi sposare? Con lo volere dello Parreno, certo. Mi sono tolto un grande peso dalla testa. Me lo auguro. Perché non ci credi? No, me lo auguro per dopo, gli auguri fatti prima portano male. Il matrimonio lo celebreremo in questa stessa chiesa e a fine cerimonia, padre, le lascerò un cospicuo contributo che non avrà problemi per i prossimi anni. Intanto questo è l'acconto per tutto quello che ha già fatto, padre. Grazie. Niente. Padre, stavo pensando una cosa.
se lei non riesce a trovare la femmina di stanotte, io mi faccio sta festa a puscia da mio cognato vicino. Tanto che lo so a maritare. Ma che ti viene in testa? E perché che fa un moglio? Non è che un moglio, ma con la testa caporte è veramente riscando. E parli, ma lei non ha sentito mai parlare di conversione? Ma quale conversione? A me mi pare che sia una convenienza più che una conversione. E allora se non mi crede mi metto a cercare la femmina di stanotte e me la No, marito. non c'è bisogno, c'è bisogno. Fammelo sacrestare. Grazie padre, grazie. Ma come posso sopportare a Cristo? Speriamo che lo Signore ci aiuta. Visto che Vicenzino non c'è, la preparami l'altare per la messa di stasera. Tanto la coscienza ce l'ha pulita e Giorgio l'ha ammazzato a noi. All'Alberto. Ma a proposito di ammazzare, ma se l'ha ammazzato a noi. Lei che rabbonera a cercare? Annoggio. Perché abbiamo architettato tutte cose nuove? Io e il mio collega. Considerato che per voi l'unico divertimento è quello di ridere alle nostre spalle e di credere a tutte le fissarie che contano la gente. Stavolta non possiamo fare a bene che se vogliamo noi siamo in grado di pigliarvi più fissa. Che se poi ne mettessimo a contare tutto che da quando ne venite a contare oggi in caserma, oggi calibra e enciclopedie si potessero scrivere per tutti questi che si sentono geni nei nostri confronti. E invece ne stiamo muti e in silenzio ci mettiamo sempre al vostro servizio. Arsida, io e una collega, durante la festa con lo castello di fuoco, pensammo di farvi uno scherzo. La mucciammo in arriva all'arbolo e mentre passava uomo, venne a contare, naturalmente più finta, che una carusa durante i fuochi d'artificio si scandà, svenì e cadde in terra. A passaparola, giù svenimento è già caduta in terra a diventare un omicidio. E volevamo vedere fino a dove eravamo capaci di portare avanti una notizia così falsa. E così abbiamo stato a questo gioco con voi, con questo meraviglioso pubblico, io ed il mio collega Carlo Alberto. Non si chiama Pietro Citrullo? No, come io non mi chiamo Angelo Di Natale, ma porto il nome di tutti quei colleghi, soprattutto tutti quelli che hanno perso la vita per difendere la vostra serenità e il vostro quieto vivere. Noi, io e i miei colleghi, tutti noi accettiamo la barzelletta, l'ironia, lo sfottò, ma pretendiamo il rispetto per l'uomo e per la divisa che indossiamo. In tutte le categorie c'è sempre la pecora nera. Ma questo non significa, ancora come disse il signor notaio, che bisogna fare di tutto nel buon fascio. Non vi scordate che annuate abbiamo a che fare con le esperte, con le mafiose, con le scimonete, con le babbe, con l'oneste e con il resto di categorie di uomini che esistono. Noi non ne scantammo di niente e affrontammo tutti i pericoli che ne capitano davanti con semplici stipendi come quelli di un normale operaio. Il nostro caro orgoglio è quello di mettere tutta a disposizione la vita nostra che avevamo a servizio della gente onesta che aveva bisogno del nostro aiuto. E due cose facete vedere. Stateci vicino, perché anche noi abbiamo bisogno del vostro aiuto. E poi, non credete a tutto che già quando dice la gente, perché la verità è nata cosa. Minchia, signor Tenente, faceva un caldo che si bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti, ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor Tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente.
Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Per star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura, quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura, e questo è quel che succede adesso, e poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente. Io vi chiedo scusa se da questa bocca è uscita qualche parola di troppo, ma non era mia intenzione offendervi. Era colpa dell'agitazione del momento, tutto qua. Non si preoccupi padre, perché qualunque cosa noi facciamo per voi è sempre sbagliata, anche se questa volta siamo stati noi un attimino a calcare la mano. Anch'io mi associo al pensiero di padre Cicillo. E per farmi perdonare vi invito tutti al mio matrimonio con la signora Mina. Ah, complimenti notaio, una donna molto seria. Ah, la conoscete? Certo, specialmente noi che in paese sappiamo tutto di tutti. Padre, ci volessimo dire una cosa. Vuole non vuole, ma frate Saverio nuota, lo messica a casa e ne maritiamo, senza aspettare cassa tutte le catene in giro. Mi spiace che voi sia, ma stavo a cercare un nuovo sacresciano. Già lo trovaio. Davvero? E poi? Ma tuo frate Saverio ormai è diventato un uomo di chiesa. Maritati tranquillo. Che per lei portare un miracoletto da casa mia? No, non è il miracolo. Lo fatto è che siamo abituati a tagliare le cristiane solo nella facciata, senza andare a scoprire quello che c'è dentro il cuore di ciascuno. Tuo frate Saverio, che ti pare duro, prepotente, arrogante, invece nasconde un cuore tenero. Capì lo sbaglio che feci e ora vuole recuperare. Padre, tu lo vedessi che frate non ve le caiaio? Aiutatemi! Che succede? Barre, un vicino di casa mi contava che un amico di un amico uccidesse, che trovare una carusa morta ammazzata in campagna, mi scando che può essere mia figlia. Ha ragione aveva l'amico mia che aveva ammazzato una carusa. Purtroppo qua l'unica carusa che manca è sua figlia. Ma mi dicesse una cosa, in quale campagna la trovare? Non si capisce, c'è chi dice vicino al lago, c'è chi dice un boschetto e c'è chi dice vicino un cimitero. E come la trovare sta carusa? Vistuta o spugliata? C'è chi dice che era tutta vestuta conmigliata con una coperta, c'è chi dice che era con la gonna levata mezza nuda e c'è chi dice che era tutta spogliata. E sta carusa chi è sua figlia? Non si sa solo che era una carusa seria che si va a fare una passiata a sola in campagna. Mamma figlia, gli è una carusa seria. Anche se ogni tanto si aiuta a fare una passeggiata fuori a paese a Moccione di Ruzzetto. Ma allora a può ammazzare? Ma non si sa. C'è chi dice che ci spararono 3 colpi di fucili, c'è chi dice che ci dietro 20 conteggiati e c'è chi dice che l'affogarono. Ma e come la trovare? Da poco dicono che fu un cacciatore e da poco dicono che furono le carabinieri. Ma la caccia è chiusa e cacciatura in giro non ce n'è. E noi non abbiamo trovato annuncio. Sì, vabbè, abbiamo capito. Questa è sempre la vostra ragazza che è svenuta sotto i fuochi d'artificio. E ora arriva morta fino in campagna. Quindi la notizia non si fermò all'ammazzatina, ci fu pure il ritrovamento. E se non si ci fa un funerale, queste chiacchiere non finisce. Ma scusate, all'ultimo sta carusa come l'ha ammazzata? Tu che dici? E cadere, a secondo come punta le cose. Lo fatto è che ognuno ha la sua verità. Diceva Pirandello, a così è, come mi pare. Vedi che sulla gente che per fare si belle che sanno la notizia ci raccomandano in capo. Ma avessero a sapere che avessero appagato picca. Tu come c'è? Perché scusate, volesse vedere? Vuole dire che come disse nostro Signore Gesù Cristo, prima di tagliare la pagliuzza nell'occhio dell'altro, ne avessimo a tirare la trave che abbiamo nell'occhio noi. Padre, ma che lavate sia la messa? A che la vuoi dire tu? Perché mai? Ah, sta locale. Non
chiesa, la piangere a mia figlia. Ma veramente sua figlia è dalla chiesa che piange per possibile? Ma figlia! Sì, perché se qualcosa sono Anna e quando rientrerà non ha tua Hilda. Mamma mia, vero, me l'aveva scordato che me l'aveva detto che si voleva ir a curcare di son Anna. C'era la festa e voleva fare compagnia a mia madre. Ma tu che ci fai detto? L'interrogatorio dei... Guardi, l'avete sola, che piangeva, la posso consolare. Appunto, Temmo, non c'è bisogno di fare l'interrogatorio alle persone che la chiesa. Se hanno problemi si rivolgono a me. Ma lascia, non c'è più bisogno di ir a cercare a mia figlia, si trovane. E visto che non siamo buoni a cercare a sua figlia, ci troviamo la madre che fa la compagnia di sua figlia. No, grazie, non c'è bisogno, ci vai ieri. Ma lo sapete che mi assomigliate alle parrine di stamattina? Parete dolci d'acqua. Ma allora mancano ammazzato a notte. E che dice l'amico tuo? Cadere, che hai armato. E visto che è bene ciò che finisce bene, io sono pronto per il mio matrimonio. E io sono pronto a celebrarlo, però ha bisogno di 2 testimoni. Se è in caso di trovare testimoni, qua ce ne sono 2. Grazie della collaborazione, ma li ho già trovati. E così? Chiamo come testimoni a grande piacere Lulù e Vicenzino. No, mi dispiace, signor notaio, niente sapete, niente ritmo. Lillo, no, un attimo con calma. Ma a questo punto della storia, la verità. Ora che conosceste meglio a Vicenzino. No, la verità. Come vi pare Vicenzino? Minchioni o la pardona? Minchioni, la pardona. Guarda, no, sto parlando seriamente. Entra, bravo. A me ne pare noggio di tutte e due, perché la verità è tutta un'altra cosa.
Grazie. Noi ci auguriamo che la commedia sia stata di vostro gradimento, sia piaciuta e ci auguriamo veramente che il messaggio che abbiamo voluto lanciare a voi, a noi principalmente, è che veramente quando ci si crede nelle cose come l'Arma dei Carabinieri e siamo onorati noi questa sera di avere qui davanti il comandante con il vicecomandante, li ringraziamo per il servizio che svolgono, veramente sarebbe una giungla senza loro e per fortuna ancora siamo in un paese civile. E poi c'è anche la parabola, la più bella, dei sacerdoti, la trave. Ecco, se noi, ognuno di noi, ci facessimo veramente i nostri, e ci guardiamo dentro di noi e dedichiamo molto di meno agli altri, sicuramente saremmo e vivremmo una serena vita più tranquilla. Grazie e buon divertimento ancora, grazie.